Buonasera, buonasera a tutti. Che pubblico meraviglioso. Spero abbiate passato una felice Pasqua. Tennisticamente parlando direi che non possiamo lamentarci. In ogni modo, benvenuti al Galà del Tennis Veneto e quale migliore occasione se non nell'ambito del Trophy Tour. Dobbiamo approfittare della presenza di questa meravigliosa Coppa Davis per premiare anche il lavoro dei circoli. In fondo la vittoria della Coppa Davis è un vero e proprio premio a un lavoro che parte da lontano e che riguarda anche il movimento di base. Per cominciare però, in ossequio alla città che ci ospita e che in questi giorni ha ospitato la Coppa Davis, chiedo cortesemente di raggiungermi qui sul palco all'assessore allo sport della città di Vicenza, Leone Zilio. Prego, assessore. Buonasera a tutte e buonasera a tutti e benvenuti al Teatro Comunale della città di Vicenza in questa splendida serata. I miei ringraziamenti, i miei e porto anche quelli del sindaco che non può essere oggi qui presente, sono ovviamente per la federazione che in questi giorni ci ha fatto un doppio regalo. Il primo regalo ovviamente questa serata, questo evento importante per celebrare il tennis italiano ma anche e soprattutto il tennis veneto, e il regalo degli scorsi giorni, quello di avere la Coppa della Coppa Davis a disposizione dei vicentini nel cuore pulsante della città, quindi all'interno della Basilica Palladiana, nella sala degli Zavatteri. Abbiamo avuto numeri incredibili, abbiamo avuto 6.600 cittadini che sono venuti a vedere la Coppa Davis, a toccare la Coppa Davis, a farsi un selfie, una foto con la Coppa Davis, e io giornalmente quando ricevevo i numeri rimanevo incredulo e anzi a volte dubitavo della veridicità degli stessi. Sono numeri che sono ovviamente frutto anche di quello che è stata la settimana tennistica italiana. La vittoria di Sinner a Miami non fa che alimentare la passione di noi tennisti e non fa che accendere la passione in tutti i cittadini italiani, in tutti i tifosi dello sport italiano. Ma non è stato l'unico evento, la presenza della Coppa Davis in città. Faccio una sponsorizzazione della città di Vicenza e del tennis alla federazione se ce ne fosse bisogno. Abbiamo in questi giorni i campi della città di Vicenza occupati dalle Next Gen Series, quindi il più importante torneo giovanile ai quali gli aspiranti professionisti di tennis partecipano. Abbiamo avuto un 37 al mondo, Emil Rusuvori, un finlandese che si è allenato sui campi della città e che quindi ha scelto la città di Vicenza per venire a giocare, e poi avremo tra poche settimane il Challenger che si gioca al Tennis Palladio, che ormai è un evento atteso dai cittadini e che quest'anno, sempre per rimanere in tema di federazione, sarà trasmesso da Super Tennis e quindi darà visibilità alla città di Vicenza. Sono questi numeri che ci dimostrano i dati che ci dimostrano che la città di Vicenza continua a crescere, e sono dati che derivano dalla qualità dei maestri di tennis che abbiamo in città, dalla qualità degli impianti, perché non c'è circolo di tennis o di paddle a Vicenza che sia un circolo amatoriale, ma tutte le persone che vi lavorano all'interno sono dei gran professionisti, e abbiamo che dalla volontà di privati, di imprenditori, di sponsor o di persone che col proprio lavoro e con la propria energia continuano a investire in questi circoli per renderli sempre più belli, sempre più appetibili per i cittadini e sempre più funzionali per i tennisti. Quindi una crescita del tennis della città di Vicenza che va a braccetto con la crescita della Federazione Italiana Tennis e Paddle, che a numeri, lo dirà poi chi è più titolato di me, è la seconda federazione per numero di tesserati, ma chissà che col pickleball non superi il primato della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ho aperto con un ringraziamento per la federazione, voglio chiudere con un ringraziamento anche per tutti i maestri, i dirigenti, gli allenatori che giorno per giorno lavorano sui campi. Questa è una serata ovviamente dedicata a voi, ovviamente tanto lavoro, non tutti i giocatori diventano dei Sinner. Io sono un appassionato di tennis, ho giocato a tennis tanti anni, mi sono allenato tanto
Non tutti diventano dei sinner, tanti diventano degli allenatori, dei preparatori atletici, dei maestri di tennis, dei professionisti, dei manager, degli avvocati, qualcuno diventa assessore allo sport. Grazie. Grazie all'assessore allo sport Leone Zilio. Cresce il tennis nella città di Vicenza, cresce il tennis in tutto il Veneto, di anno in anno numeri sempre più incredibili. E allora non possiamo proprio cominciare questa serata senza il benvenuto e il saluto del presidente del Comitato Regionale Veneto, Mariano Scotton. Buonasera a tutti e benvenuti. Ringrazio l'amministrazione comunale di Vicenza, il sindaco Giacomo Possamai e l'assessore allo sport Leone Zilio per l'ospitalità in questo stupendo teatro e per aver concesso un luogo affascinante come la Basilica Palladiana per esporre la Coppa Davis, che ha visto la presenza di quasi 7.000 persone, e per aver concesso la Piazza dei Signori per allestire un campo da tennis per far giocare i bambini e le bambine. Siamo qui oggi a festeggiare un grande risultato, un risultato vorrei dire incredibile, la conquista della Coppa Davis, che rappresenta, secondo me, la sintesi di un percorso iniziato tanti anni fa dalle federazioni centrali che ha rivoluzionato completamente l'organizzazione, declinata e condivisa dalle regioni con grande unità. Come dicevo, la crescita del movimento è stata incredibile, solo che si pensi che all'inizio del nostro mandato in Veneto contavamo 11.000 tessere e nel 2023 abbiamo superato le 50.000. E questo rappresenta la precisa, a mio modo di vedere, fotografia di quanto fatto in questi anni. Ringrazio quindi i presidenti qui presenti, i dirigenti delle mie società del Veneto, quasi sempre volontari, i maestri, i giudici arbitri, e lasciatemi ringraziare i miei consiglieri, i delegati provinciali, oltre alla segreteria che quotidianamente sono in contatto con voi. A livello organizzativo questa sera premeremo alcune società virtuose che si sono distinte perseguendo gli asset federali. Alla fine della serata poi le società passeranno per ritirare la targa che celebra i vostri risultati regionali alle gare a squadre degli ultimi 7 anni. Grazie per la vostra partecipazione e vi auguro una buona serata e, come dicevano i latini, ad maiora semper. Grazie. Grazie al presidente Mariano Scotton. Come avrete capito, questa sarà una serata di festa, sarà una serata di premiazioni, ma anche di riflessioni riguardo questo sistema Italia che ci invidiano, forse è meglio dire che tutti ci ammirano. Un sistema Italia che si è sublimato, la vittoria di questa magnifica Coppa Davis, non so voi, ma a me mette davvero i brividi anche essere solo qui vicina. La vittoria che è stata qualcosa di meraviglioso, ma che ha il senso del ripetibile e che ci fa dire che forse siamo ancora all'inizio, nonostante ci siamo arrivati con un entusiasmo e con una forza che veramente tutto il mondo ci guarda. Non so dove eravate voi quel 26 novembre quando gli azzurri capitanati da Filippo Landri hanno conquistato la Coppa, forse davanti alla televisione, forse avete avuto la fortuna di essere lì a Malaga. Una cosa è certa, questo trofeo è un punto di arrivo ma anche un punto di partenza. E allora siete pronti ad emozionarvi? Guardate questo video. Facciamo un grande applauso a questi nostri ragazzi che dopo 47 anni hanno riportato la Coppa Davis in Italia, una vittoria
storica, sofferta, epica e meravigliosa. Allora proveremo adesso a mettere ai raggi X questo sistema Italia e lo faremo insieme al presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Buonasera, ben trovato Presidente, prego. E poi anche insieme al vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Gianni Milan. Ben trovato. La terza ospite vorrei introdurla in un modo particolare, sempre all'insegna delle emozioni. Così. La nazionale femminile che è ritornata in finale di Billie Jean King Cup dopo 10 anni e lo ha fatto con una grande capitana, Tatiana Garbin. Prego Tatiana, che bello ritrovarti. Prego, sì, assolutamente. E infine, secondo me voi avete già capito chi sarà il quarto ospite, il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri. Ciao Filippo, prego. Posso accomodarmi anche io. Però prima di cominciare io so che il vicepresidente Milan ci tiene a dare il via a questo nostro talk, tavola rotonda, chiamatela come più vi preferite. Buonasera a tutti e benvenuti. Sono molto felice, anche un po' emozionato stasera a essere qui davanti a voi. Siete molto numerosi in questo magnifico teatro e colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale per la disponibilità e il sostegno che ci ha dato in questi giorni. Vedete, il sogno di ogni bambino sportivo è quello di alzare una coppa, di vincere qualcosa di importante. Io ho iniziato come raccattapalle, poi ho fatto il giocatore di tennis e anch'io ho il desiderio di vincere qualcosa di importante. Oggi, per merito di un gruppo straordinario di ragazzi e della Federazione Tennis, abbiamo qui la Coppa Davis con voi nel Veneto, nella mia città dove sono nato, cresciuto, per condividerla con voi. E per questo ringrazio Angelo Binaghi, amico, avversario, poco tempo fa sul campo da tennis, massima espressione del tennis italiano. Ringrazio la mia veneta, Tatiana Garbin. Ha fatto un risultato straordinario, artefice di un secondo posto ai campionati del mondo nella Coppa Billie Jean King. Tatiana, sei stata meravigliosa. E Filippo Volandri, che ha guidato un gruppo di ragazzi straordinari che ci invidiano tutto il mondo, magari in particolare uno coi capelli rossi, no? E che quindi dopo 47 anni ha riportato questa meravigliosa coppa in Italia. Quindi
Qui stasera abbiamo 3 personaggi illustri del tennis italiano. Abbiamo una coppa, la Coppa Davis, che è uno dei trofei più importanti al mondo, più prestigiosi al mondo. Ci siete voi, presidenti, dirigenti, ufficiali di gara, arbitri. Ci sono tanti miei compagni di viaggio dove vedo in voi tanti film della mia vita. Per festeggiare questa sera questa meravigliosa coppa. Cosa volere di più? Forse quel sogno di quel bambino questa sera si è realizzato. Grazie. Ora ci ha fatto emozionare a tutti quanti, io spero di essere all'altezza di proseguire così, perché sarà difficilissimo. Però, Presidente Binaghi, mi rivolgo a lei. Oggi che di tennis in Italia si parla ovunque, anche in luoghi dove non si era mai parlato, oggi che i risultati arrivano, ho visto solamente nei primi 3 mesi di questo 2024 si è vinto praticamente quasi tutto quello che si poteva vincere. Ma come ci siamo arrivati fin qui? Guardando a questi ultimi 23-24 anni, gli step fondamentali secondo lei? Buonasera innanzitutto. L'altezza mi sembra quella giusta. Ringrazio Gianni. Nessuno mi ha mai detto di essere stato la massima espressione del tennis italiano. La massima espressione oggi si chiama Yannick. Io faccio sintesi, sono come Gianni un passeggero fortunato di questo viaggio meraviglioso che stiamo affrontando a una quota stratosferica, diciamo, da qualche anno. Faccio sintesi tra un gruppo di amici, alcuni dei quali, soprattutto Gianni e Graziano Risi, oltre che Raimondo Riccibitti, sono stati, come ha ricordato Gianni, avversari, prima ancora che amici, ma soprattutto hanno giocato il tennis a un ottimo livello, sono stati giocatori di prima categoria e quindi io credo che siano stati soprattutto loro, adesso è facile, quando 20 anni fa il tennis era lo sport più in crisi del sistema italiano, a impostare un sistema agonistico, competitivo, efficiente, in modo corretto, che non appena ci fossero le condizioni generali era evidente che avrebbe portato buoni risultati al tennis italiano. Questo è successo, come sempre succede, stiamo andando al di là, nel senso che i risultati impensabili che stiamo raggiungendo in questo momento non possono essere frutto di una programmazione, sono frutto di grandi campioni, di situazioni irripetibili, di una serie di coincidenze straordinarie, però io credo che tutti noi, tutto il nostro popolo, lo chiamo, le società sportive, i dirigenti, i maestri, credo che se lo siano ampiamente meritato, perché se guardiamo questi 20 anni, la crescita del tennis in Italia è stata, qualunque grafico si guardi, una crescita sana, costante. 20 anni fa il presidente del CONI, Petrucci, raccontava che fossimo lo sport più disastrato che c'era in Italia. Oggi credo che anche i nostri peggiori nemici, se ce ne sono tanti, credo che riconoscano che questo percorso è stato un percorso eccezionale, che è stato anche esaltato da alcune scelte diciamo fortunate. Una è stata sicuramente quella di prendere dentro di noi il padel, e come ha raccontato l'assessore domani arriverà anche il pickleball. La seconda è stata quella di essere i primi, direi ancora gli unici al mondo ad aver investito in un canale televisivo che ha fatto vedere uno sport che allora era oscurato e quindi era diventato uno sport di nicchia, ha fatto vedere il tennis 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, soprattutto a fasce della nostra popolazione che non potevano accedere alla pay TV e che quindi non conoscevano questo bellissimo sport. Credo che questo tutto sommato
sia la formula, nel senso che poi c'è stata una gestione normale, come dei buoni padri di famiglia. Credo che il rilancio degli internazionali d'Italia, l'upgrade, il riconoscimento di avere le ATP Final siano state frutto di questo percorso, cioè siano state un riconoscimento per lo sforzo che tutti insieme in Italia abbiamo fatto e abbiamo dimostrato di saper fare nell'interesse generale che oggi i nostri giocatori rappresentano, credo, nel miglior modo possibile. È stato tutto sommato molto molto più difficile 20 anni fa di quello che siamo riusciti a fare negli ultimi anni. Grazie Presidente. Capitani, mi riferisco anche a voi, Tatiana, parto da te. Sicuramente anche un tassello fondamentale in questa grande crescita di questi ultimi 20 anni è stata questa cooperazione tra il sistema federale e i team privati. Anche voi come capitani seguite tutto l'anno i giocatori e siete vicini in un'ottica proprio di confronto e cooperazione. Questo è, credo, stato molto importante. Beh sì, intanto mi unisco all'emozione che ha rivolto Gianni, perché questo è un pubblico che io conosco molto bene da veneta, quindi la maggior parte di voi li conosco profondamente bene. Avete visto la mia crescita da bambina e poi sono cresciuta qui con tanto piacere. E poi volevo dire che una cosa importante, che secondo me la collaborazione è quello che funziona di più. Guarda, io ascolto spesso le interviste di Sinner, mi piace carpire, no? Quello che dice, quello che trasmette, e spesso parla di lavoro, no? Di quanto è importante il lavoro, di quanto è importante avere un team che sia unito e collabori. Credo che questo, per quanto mi riguarda, nel tennis femminile sia stato fatto in maniera importante e Filippo anche sta lavorando in maniera egregia nel costruire e tenere unito un gruppo molto, molto forte e credo che sia proprio l'ingrediente principale che poi porti a crescere insieme. Volevo anche ringraziare la dirigenza, perché spesso non si parla di chi è dietro le quinte. Noi siamo i primi protagonisti magari durante queste competizioni così importanti, ma in realtà siamo diciamo sulle spalle di queste persone che hanno creduto in noi e tuttora ci danno credito, e quindi ringrazio Gianni e Angelo Binaghi, perché sono stati importantissimi anche in questi mesi un pochino più difficili che ho dovuto passare. Filippo, abbiamo già nominato 3 volte Yannick e io vorrei prendere in prestito delle parole proprio di Jannik Sinner di recente a Miami, quel torneo che poi mi sembra abbia fatto bene lui alla fine, mi pare. E lui ha detto: siamo molto fortunati ad essere italiani, abbiamo ottimi coach, preparatori atletici, fisioterapisti, e poi c'è un circuito tennistico molto ricco, dai tornei junior fino ai future, i challenger. Ogni settimana si può giocare a tennis facendo pochi chilometri. Ecco, permettere ai giovani di poter giocare tanti tornei nel loro paese, questo permette tanto a loro di crescere come futuri atleti. Sì, Lucrezia, buonasera a tutti. Grazie. Ho rivisto tante facce che anch'io nel mio percorso, non da Veneto, ma ho avuto il piacere di confrontarmi, quindi chiedo scusa se non ho passato il giusto tempo con ognuno di voi, però vi volevo comunque ringraziare, da un lato perché ho visto tanti maestri e noi oggettivamente dobbiamo ringraziare i maestri, perché raccogliamo il frutto del lavoro quotidiano di ogni maestro che lavora in ogni singolo circolo. Oggettivamente, Lucrezia, sì, è un sistema che funziona, è una federazione che in tutti questi anni ha investito tanto nel settore tecnico, nella TV, nel poter
avere dei future, dei challenger e poi con i grandi eventi successivamente in cui i nostri ragazzi potevano confrontarsi avendo delle spese diverse ed è stato sicuramente un acceleratore. È stata cambiata rotta, abbiamo potenziato anche, come prima hai sottolineato con Tatiana, il settore privato, c'è stata unione di intenti, c'è stata collaborazione, che è una parola semplice ma che oggettivamente ha fatto tantissima differenza. Per quanto riguarda me nel mio percorso, anch'io mi devo unire ai ringraziamenti. Ho avuto una federazione che 8 anni ha deciso di credere in me, da Angelo, Gianni, Graziano, Raimondo e tanti altri che non smetterò mai di ringraziare. Sono passati gli anni, sono aumentate le cariche, le responsabilità, ho una fortuna enorme che è quella di lavorare in un ambiente sereno che aiuta a crescere. Il mio ruolo non lo interpreto da solo, perché senza la squadra dirigenziale o tecnica non potrei mai fare così questo lavoro. Ho un'altra fortuna enorme, che abbiamo dei ragazzi straordinari. Yannick se ne parla quotidianamente, ma non solo lui. Abbiamo la fortuna di avere degli ottimi atleti e dei bravissimi ragazzi. Parlo dei maschietti, ma sono sicuro che per Tatiana sia lo stesso. E questo ancora ci rende più orgogliosi, perché vuol dire che non si è badato soltanto al giocatore, ma si è badato anche all'essere umano, ed è quello che la federazione ha fatto su di me o su di noi. Per questo è decisamente opportuno ringraziarvi. Io sono arrivato a Vicenza oggi, ho fatto un giro per strada in centro e tante persone mi hanno fermato, mi hanno detto che il 26 novembre erano collati davanti alla TV, anche chi non ha mai visto una partita di tennis. Quindi è una città, è una regione che ci sta dando tantissime soddisfazioni, ripeto, senza dilungarmi troppo. Grazie. Presidente, può sembrare un po' un paradosso, però mi viene da dire, ma non è che questo sport così per definizione individuale come il tennis sia alla fine uno sport di squadra, almeno in Italia? No, il nostro capitano, che ci ha fatto poi diventare anche dirigenti, ci ha sempre spiegato che la squadra in uno sport individuale come il nostro è in realtà un grande equivoco, perché anche in uno sport di squadra, quando sei in campo sei da solo, sì, c'è il tifo, c'è il capitano, ci sono i dirigenti, c'è tutto lo staff, ma in realtà sei tu che devi levare le castagne dal fuoco. E credo che questo sia anche il fascino della Coppa Davis, che, come ha ricordato Gianni, è lo sport di squadra per antonomasia, è la competizione a squadre più antica dello sport mondiale ed è un oggetto iconico. Quello che è successo a Vicenza, che ha raccontato l'assessore, è successo a Reggio Calabria, a Sassari, a Milano, succederà a Roma, adesso che la porteremo durante gli internazionali d'Italia, e credo che sia giusto, perché l'abbiamo sognata a 47 anni, anzi per la verità io non l'ho mai sognata, perché non ho mai pensato che ci saremmo potuti riuscire. Io sognavo, eravamo in Serie C, di poter arrivare un giorno anche forse in Serie A, una finale di Coppa Davis non ci avrei mai pensato, ero pronto a lavorare e a soffrire per obiettivi di livello molto più basso. Però adesso siamo diventati protagonisti, ci ferma il giornalaio, ci ferma il fruttivendolo, i dati di audience del tennis in Italia sono spaventosi, vengono seguiti più i match di Sinner o della Coppa Davis rispetto alla nazionale di calcio. È merito di tutti, dobbiamo anche essere consapevoli che siamo stati fortunati e quindi credo che ci siano tutte le condizioni per goderci questo momento fino alla fine. Tra l'altro la cosa buffa è che oggi siamo sicuramente all'apice della storia del tennis italiano, mai il tennis italiano dati alla mano ha avuto questi risultati. Siamo campioni del mondo a squadre in Coppa Davis, vice campionesse del mondo in Billie Jean King Cup, abbiamo vinto uno slam, abbiamo vinto
3 Master 1000, 2 con Sinner, 1 con la Paolini, abbiamo vinto 2 500, i 250 ormai non li contiamo neanche più, ma la cosa buffa è che quello che ho detto qua adesso l'ho detto a gennaio a Napoli, perché avevamo vinto la Coppa Davis e avevamo avuto un'annata straordinaria. Poi ho dovuto dire la stessa cosa un mese dopo a Reggio Calabria, perché abbiamo vinto gli Australian Open. Poi ho aggiornato di nuovo il mio commento il mese scorso, ero a Milano, e qua il problema è che ogni mese succede qualcosa di incredibile che continua a far durare questo sogno e a renderlo sempre più grande. La lista diventa sempre più lunga. Yannick, che è il numero 2 del mondo, è una cosa francamente impensabile. Tutti noi, ricordiamoci che Yannick è un ragazzo che a settembre, quando a malincuore ha dovuto rinunciare alla Coppa Davis, è stato massacrato. E anche quelli che gli volevano bene o che dopo grandi sofferenze come noi hanno ragionato e hanno capito che quella fosse la cosa giusta, ma non potevano sognare o immaginare che quello stop di quelle 2 settimane fosse il preludio di una cavalcata straordinaria come quella che c'è stata. E quindi credo che stiamo vivendo una esagerazione collettiva che però ci siamo meritati, perché 20 anni che abbiamo sofferto e siamo uno sport bellissimo. Tra l'altro siamo lo sport più sano al mondo, perché non solo è uno sport individuale che fa crescere i ragazzi perché gli dà subito la responsabilità delle scelte che devono fare sin da piccoli, ma anche perché tutti gli studi scientifici hanno ormai acclarato che è lo sport che rende più longevi di tutti gli altri. Abbiamo poi adesso un esempio incredibile, perché questi ragazzi fanno vedere che come si matura col tennis, i concetti che si riescono ad avere e ad esprimere col tennis sono imparagonabili con quelli che esprimono, con tutto il rispetto che va dato ai calciatori, ai ciclisti o ai giocatori di pallavolo. Quindi credo che stiamo completando un sogno straordinario e forse non ci rendiamo neanche conto di quello che oggi ci sta succedendo, però è un momento bellissimo che ci dobbiamo godere fino in fondo. Assolutamente. Vicepresidente Milan, è ora gestire questo momento, anzi questa età d'oro, perché momento dà un po' l'idea di qualcosa che fuga via, e invece a me sembra solido tutto quello che si è, molto solido quello che si è costruito. Però vogliamo un po' approfittare, visto che qui abbiamo tante rappresentanze dei circoli, tante rappresentanze del movimento di base, per dare dei consigli, come continuare a crescere, come proteggere tutto questo che si è costruito e non fermarsi. Sai, in questo momento noi siamo in alto, i circoli sono pieni di bambini, cioè abbiamo le scuole SAT che hanno la lista di attesa. Però bisogna anche dire che è un momento che bisogna stare molto attenti, perché bisogna cercare di seminare tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. E per me la semina vuol dire non dimenticarci delle scuole. Io voglio ricordare a tutti che nel 2015 siamo entrati nel programma della pubblica istruzione come tennis nelle scuole, assieme al basket, alla pallavolo, all'atletica. È stato un successo incredibile e questo è un qualcosa che i circoli devono sfruttare soprattutto adesso, perché mentre qualche anno fa magari qualche maestro o qualche presidente di circolo parlava con il preside o i dirigenti scolastici, venivano un po' trattati a pesci in faccia. Adesso il tennis è quello che vediamo, è quello che ne parlano tutti. Parlare di tennis è bello e quindi in questo momento qua penso che bisogna sfruttare questo momento, e anche se abbiamo le scuole piene noi dobbiamo continuare a mandare i nostri maestri nelle scuole e continuare poi anche a fare un lavoro di qualità all'interno delle scuole, perché è chiaro che nel momento in cui tu badi solo alla quantità, questo
processo ha le gambe corte, la qualità è quella che ti dà il futuro e la qualità vuol dire anche non solamente lavorare e insegnare bene, ma far amare il nostro sport, amare il tennis ai ragazzi. Vorrei approfittare anche della presenza dei capitani qui per farmi raccontare qualcosa di più su queste nostre nazionali che tanto ci rendono orgogliose. Tatiana, c'è stato un momento in cui hai detto sì, abbiamo una squadra, perché non è stata semplice, si veniva da un'eredità importante, insomma c'è stata una vera e propria età d'oro del tennis femminile e poi si è dovuto iniziare a ricostruire e piano piano mi ricordo una tua frase in cui dicesti ci vuole lungimiranza, il tutto e subito non sempre funziona e avevi ragione. Sì, mi piace quello che ha detto Gianni, no? Si parla, bisogna ragionare come un coltivare, un crescere e per crescere anche una pianta, qualsiasi cosa ci vuole pazienza, amore e dedizione, no? Il lavoro di ogni giorno è sempre rivolto a quello, bisogna avere l'amore anche di saper aspettare. Le mie ragazze avevano del potenziale e la federazione secondo me è stata bravissima a unire le forze e dargli forza credendo in loro. Questa è stata secondo me uno degli ingredienti vincenti per farli crescere con questa continuità, perché quando ho iniziato questo percorso eravamo in forte difficoltà, hai detto bene, avevamo una generazione che aveva vinto tutto e ci trovavamo con delle ragazze molto giovani che ancora erano acerbe, non avevano ancora la consapevolezza del loro tennis. Mi piace il pensiero di essere cresciuta anche con loro, no? Quindi avere questa crescita che è avvenuta tutte insieme, quindi è quello che amo di più del mio gruppo, che è stata costante, io dico sempre senza fretta ma senza sosta, costante e con la dedizione e l'amore giusto, secondo me siamo cresciute bene. Senza fretta ma senza sosta è una frase che bisognerebbe appendersi a casa e guardare tutti i giorni, assolutamente, Tatiana. Filippo, io so che tu sei un capitano severissimo. Io mi ricordo a Malaga, quando si arrivò dopo Torino, dopo che Yannick aveva fatto la finale di ATP Finals, e tu che cosa dicesti? Goditi quest'ultimo applauso perché da ora in poi... Sì, si apre un nuovo capitolo e un nuovo obiettivo, ma oggettivamente non ho fatto grossa fatica. Yannick, ma non solo Yannick, funziona così, si lavora per obiettivi, raggiunto un obiettivo, si chiude, si mette via e si lavora per il successivo. Oggettivamente è stata così, gli abbiamo fatto il giusto applauso perché veniva da una settimana strepitosa a Torino alle finals dove aveva speso tantissimo, aveva battuto Djokovic, poi ci aveva perso in finale, oggettivamente meritava quell'applauso, però era anche l'ultimo perché arrivando da quella finale si aveva poi poco tempo per potersi di nuovo ributtare in un progetto nuovo, cosa che ha interpretato alla grandissima. C'è un lavoro dietro fatto di tante persone che ovviamente vogliono che questi ragazzi in Davis o le ragazze in Billie Jean King si sentano a loro agio e possano performare al meglio. Su questo si è lavorato tantissimo e questi grandi obiettivi non si raggiungono per caso ma solo se c'è unione di intenti. Le difficoltà ne abbiamo avute perché avete sofferto insieme a noi, sicuramente Bologna è stata una di quelle grandi difficoltà ma che ci hanno unito tanto, hanno compattato il gruppo, anche l'apporto di Matteo Di Berrettini che non poteva giocare ma la sua presenza ha dato sicuramente un grandissimo apporto e con il lavoro di tutti si è raggiunto questo grandissimo obiettivo che io poi insomma, nelle settimane successive ho definito sociale più che sportivo perché oggettivamente l'affetto che abbiamo ricevuto da tutti voi nelle settimane successive è stato enorme. Assolutamente. Posso dire tutto quello che vuole. Allora,
Se Filippo me lo permette, io vorrei dire che il secondo posto di Tatiana è un risultato di valore addirittura maggiore rispetto alla vittoria della Coppa Davis, perché vedete che Yannick fosse in prospettiva uno dei giocatori più forti al mondo, lo dicevano tutti i più grandi esperti mondiali, che Berrettini avesse fatto già finale a Wimbledon, o che avessimo altri grandi talenti come Musetti e Arnaldi, era opinione comune, tant'è che noi ci eravamo messi come obiettivo quello di riuscire a vincerla questa Coppa Davis nell'arco di 4-5 anni. Ma nessuno di noi ha mai pensato di poter nel breve periodo riuscire a disputare una finale di Billie Jean King Cup, perché obiettivamente i valori individuali erano inferiori a quelli altissimi che avevamo a livello maschile, quindi credo che Tatiana sia stata bravissima, un po' sfortunata, perché se non avessimo vinto la Coppa Davis avremmo parlato di questo suo exploit eccezionale, quindi gli va dato merito per il lavoro straordinario che ha fatto. Per quanto riguarda la domanda che hai fatto a Gianni prima, e quindi cosa dobbiamo fare adesso per cercare perlomeno di non fare danni e di avere migliori prospettive, io dico che così come abbiamo fatto anni fa con la televisione o anche con gli internazionali, quando abbiamo convinto il CONI a gestire con noi un'impresa che era fallita e rilanciarla come gli internazionali, secondo me dobbiamo avere l'umiltà di essere innovativi. E allora, mentre normalmente in una federazione o comunque anche in una società i dirigenti devono tracciare la strada e i tecnici e i giocatori devono condividerla e seguirla, io credo che qua si possa pensare di fare il contrario. Cioè, l'insegnamento l'ha dato Yannick. Yannick ha detto dobbiamo lavorare di più, non cambia niente, siamo uguali, dobbiamo continuare a essere umili, ma c'è soprattutto questo mantra della ricerca, del lavoro sempre maggiore, sempre migliore. Io dico che mi sembra giusto che per una volta siamo noi a dover condividere questo concetto, che mi sembra che ci faccia fare anche una bellissima figura nella nostra società, perché ne parlano le televisioni, tutti gli italiani sono contentissimi di questo messaggio che Yannick sta veicolando, un messaggio completamente diverso da quello dei grandi campioni, Tomba, Valentino Rossi, che sono stati straordinari, ma sono sempre stati eccessivi, sopra le righe. Noi invece la nostra forza deve essere la normalità, il concetto di Yannick e soprattutto il lavoro che dobbiamo continuare a fare come prima e più di prima. Io vorrei fare una domanda a Filippo. La Coppa Davis è un campionato a squadre, ma io penso che ogni giocatore di tennis a un certo punto ha un click e parte. Io penso che la spinta forte che ha avuto Yannick sia stata la vittoria della Coppa Davis, perché da lì io ho visto un giocatore completamente diverso. Penso che la Coppa Davis a lui abbia dato quella spinta in più che lo ha fatto diventare quello che è adesso. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Yannick, anche se può sembrare, o magari ci è sembrato in passato, un giocatore che nella competizione a squadre così, invece nella competizione a squadre ha questo fuoco dentro che arde ancora di più, se può ardere ancora di più. E oggettivamente quell'esperienza diversa da quelle che poi i giocatori vivono settimanalmente, quotidianamente, ha arricchito tutti noi sicuramente, ed abbia dato consapevolezza a Yannick, perché si è preso delle responsabilità importanti senza fare una piega, veniva da una settimana bellissima ma molto molto faticosa. Nella finale stessa abbiamo cercato, anche grazie all'aiuto di Simone, di Vagnozzi che era lì presente, di gestire Yannick al meglio, ma anche di parlargli non tanto quanto le partite prima, proprio perché le energie stavano finendo,
e poi ha fatto fare pochissimi game a De Minaur, che è 10 del mondo, però oggettivamente lui ha fatto uno scatto di consapevolezza importante. Quella partita con Djokovic, salvando i 3 match point, gli ha dato una consapevolezza importante, poi però è continuato decisamente a crescere. Tatiana, giro un po' la stessa domanda estremamente calzante del vicepresidente Milan per chiederti, alla fine sono i risultati di squadra spingono anche nei risultati individuali. Ora, in questo primo inizio dell'anno non posso non nominare Jasmine Paolini e la sua crescita, perché sta galoppando verso quella top 10 che secondo me raggiungerà. Sì, la crescita del gruppo è qualcosa di fondamentale, secondo me. Negli anni abbiamo avuto modo di lavorare insieme a stretto contatto, no? Io e Filippo viaggiamo spesso, siamo in contatto con tutti i giocatori, abbiamo l'esigenza di parlare con i loro team privati e collaborare con loro, quindi io credo che sia qualcosa che cresce piano piano, ma che vada coltivata nel tempo. Mi piace questa, noi veneti sappiamo bene la cultura del lavoro e quanto è importante proprio per noi, infatti mi piacevano le parole di Angelo perché dimostravano proprio l'esigenza, no? Di fare ogni giorno qualcosa in più e crescere anche a livello personale. Diceva benissimo prima Filippo che i nostri atleti non sono solo dei grandissimi atleti, ma sono delle persone eccezionali. Parlo delle mie ragazze, io provo tantissimo orgoglio delle mie ragazze perché sono cresciute anche umanamente, no? L'hanno dimostrato tantissime volte e credo che nell'ultima Billie Jean King Cup sia stata evidente questa vicinanza. E basta perché mi emoziono. È bellissimo. No, volevo anche ringraziare Filippo che mi scriveva sempre, visto tutte le partite le partite femminili di solito non gli capita spesso, però è stato eccezionale, come la dirigenza, Graziano, Riccibitti, il presidente Gianni, ecco, sono persone e tutti i consiglieri sono stati profondamente vicini a me e anche veramente tutto il pubblico. Io conosco molti di voi e tantissimi mi hanno scritto e mi sono stati vicini, quindi vi ringrazio ancora. Tatiana, la tua luce negli occhi è meravigliosa e ci illumina un po' tutti quanti. Presidente, ovviamente tutti questi nostri campioni, perché ormai lo possiamo dire, tutti questi nostri campioni li vogliamo vedere all'azione e ancora meglio se li vediamo giocare in Italia. Tanti i tornei importanti che vengono organizzati e per il futuro che cosa ci dobbiamo aspettare? Dobbiamo cercare di gestire i problemi che ci derivano da questo momento di grandissimo entusiasmo, che sono sostanzialmente dei problemi di abbondanza. Abbiamo problemi di abbondanza nella squadra maschile di Coppa Davis, l'ha detto Filippo, e mi sembra che abbia dimostrato di saperli gestire benissimo. Potremmo avere oggi 3 squadre di Coppa Davis competitive, lui dovrà scegliere sempre la migliore. Abbiamo problemi di abbondanza, direi irrisolvibili nelle grandi manifestazioni. Non è mai successo a mia memoria che la finale degli internazionali d'Italia sia esaurita un mese e mezzo prima dell'inizio del torneo. Le ATP Final andranno esaurite, come ho detto prima, tra giugno e luglio e questo è un problema irrisolvibile perché sono, soprattutto nel caso di Torino, degli impianti coperti il cui ampliamento non è possibile programmare nel breve e medio termine. E poi abbiamo un altro tipo di abbondanza sulla quale invece possiamo intervenire ed interverremo. È un'idea di Gianni, in epoca non sospetta, uomo del Nord e sensibile a queste problematiche, ed è la problematica relativa all'abbondanza
che oggi c'è nella richiesta di campi da tennis e di campi da padel. Siamo invasi da fasce di popolazione che non conoscevano il tennis, prima non conoscevano il padel, ma adesso sono trainate da questa onda emozionale che travolge tutto e tutti. E quindi io definisco il nostro sistema in questo momento come fort Apache, siamo assaltati, dobbiamo difenderci, le nostre case, che sono le nostre società sportive, stanno diventando troppo piccole, o perlomeno hanno un numero di impianti troppo piccolo o che è fruibile, perché non sono coperti, per un numero di ore molto inferiore a quello che sarebbe necessario avere. E quindi la nuova frontiera, dopo quella che Gianni ha detto, sulla quale stiamo facendo risultati straordinari, che è la scuola dell'obbligo, fare diventare il tennis più popolare, adesso la nuova frontiera è quella di aiutare le società sportive ad ampliare l'offerta, il numero dei campi da tennis, da padel, ma dico anche, come dice Gianni, anche a coprire i campi al nord che oggi sono sprovvisti di copertura. E quindi il Consiglio ha già deliberato, nelle prossime settimane pubblicheremo i bandi e investiremo anche a fondo perduto, e non più solo col fondo rotativo, che è uno strumento che ci siamo inventati 5 anni fa, prima del Covid, e ha avuto un buon successo, ma investiremo anche a fondo perduto a partire dalle società che oggi hanno un rapporto praticanti, quindi tesserati campo, superiore agli altri. Ci sono delle società, noi vediamo i dati, che hanno soprattutto nel padel un rapporto di centinaia di praticanti per campo, significa che c'è la necessità di farne altri e noi velocemente procederemo su questa strada. Assolutamente. Sapete, in questi giorni con il vicepresidente Milan ci siamo interfacciati per un po' scegliere quali tra i tanti temi discutere in questa nostra tavola rotonda e soprattutto poi con quale concetto lasciarci, con quale parola. E vicepresidente Milan, mi dica se ho ragione, abbiamo parlato di fiducia, di lavoro, di passione, di lungimiranza, di costruzione, di concretezza e alla fine abbiamo pensato che tutto si riassume in una frase, che non è finita qui. E se si continua a lavorare così, probabilmente, anzi sicuramente, il meglio dovrà ancora venire. Grazie a tutti. Prego che vi accompagni. Tieni, Tatiana, teniamo qua il microfono e ora scoprirai perché. Grazie a lei, Presidente. Prego. Foto, pardon. Mi sposto. No, fate voi la foto. Fate voi la foto e colgo questa occasione per dirvi che alla fine della serata tutti voi presenti potrete ovviamente fare una foto con la meravigliosa Coppa Davis. Non bisogna perdere questa grande opportunità. Tatiana, vieni qui con me, tu rimani con me, perché ora devono smontare il nostro salottino, però dobbiamo aprire tutta la seconda parte della serata, no? Si aprono tutte le premiazioni e dobbiamo premiare i circoli che si sono distinti in degli asset molto importanti. Intanto ti do il microfono, d'altronde l'hai ricordato come prima, non si dimentica il primo circolo dove si gioca a tennis, dove si continua, è un legame quello con il circolo di appartenenza che penso duri tutta la vita. Sì, dove cresci e dove tiri le prime palle con il primo maestro credo che sia qualcosa che ti rimane per sempre, quindi il circolo dove io sono nata lo ricordo con grande piacere. Assolutamente, e anche chi magari poi si avvicina a giocare a tennis più da adulto trova nel proprio circolo una seconda casa e il primo circolo che vogliamo premiare si è distinto in un progetto molto importante, lo abbiamo anche accennato prima nel nostro talk, sto parlando di Racchette in Classe. E allora, cominciamo con le premiazioni. Il premio per il circolo che ha tesserato più bambini dal progetto Racchette in Classe va al Circolo Tennis Tiene.
Ritira il premio il presidente del circolo, Luca Todeschin. Prego, presidente. Consegna il premio la capitana di Billie Jean King Cup, Tatiana Garbin. Io volevo portarvi verso il centro, capisco che la Coppa Davis è un richiamo troppo importante. Presidente, le posso chiedere qualche battuta per questo premio? Perché poi quando si parla di bambini, quando si parla del tennis che entra a scuola, si parla veramente del futuro, dello sport che tanto amiamo. Sì, Prego. perdonate un po' di emozione. L'ha ripreso prima il nostro vicepresidente Gianni Milan. Io devo dire un grazie iniziale intanto ai maestri del mio circolo, perché senza di loro non sarei qui. Loro abbiamo condiviso un progetto, ci siamo dati da fare, i maestri sono partiti dal basso e quindi con gli insegnanti di scienze motorie, con i dirigenti ci siamo andati e da lì è nato il progetto. E devo dire la verità che poi il bello di questa cosa è che le scuole ci hanno chiesto se possiamo rifarlo. E quindi è un buon auspicio anche per l'anno prossimo, insomma, dai. Quindi, bene. Complimenti, grazie. Grazie ancora. Grazie Tatiana per essere stata... Assolutamente sì, puoi andare. Grazie Tatiana. E continuiamo con il secondo premio che riguarda il circuito TPRA. E il circolo che ha organizzato più tornei TPRA è lo Sporting Life Center Treviso. Ritira il premio Alessandra Rizzetto, del direttivo del circolo. Premia il vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Gianni Milan. Complimenti. Un bel applauso, ora arriva anche il premio. Eccolo qua, io mi sposto per le foto di rito. E poi devo necessariamente chiedere anche a lei qualche parola, perché poi il circuito TPRA è magnifico, perché si può essere atleti anche se non agonisti e si possono vivere le emozioni dei campioni. Infatti, è dare un'esperienza anche a quelle persone che chiaramente non sono agonisti, ma sono non agonisti, e gli dai la possibilità di provare qualcosa di diverso, un'emozione. Un'emozione, assolutamente. Ancora un grande applauso, grazie. Prego. Il terzo premio riguarda i centri estivi FITP. Il progetto lo conoscete bene, riguarda i ragazzi dai 6 ai 15 anni ed è una vacanza per far conoscere loro il tennis, ma anche per diffondere la cultura sportiva. Chiunque sia stato ad un centro estivo non lo dimentica mai. E allora, il circolo che ha portato più ragazzi ai centri estivi è l'Eurosporting Treviso. Ritira il premio il presidente del circolo, Germano Pedrazzi. Premia il capitano di Coppa Davis, Filippo Landri. Sì. Ecco Filippo. Filippo, l'avevo detto che ci saremmo rivisti presto. Consegna del premio, foto di rito. Veramente, io credo seriamente che qualunque bambino abbia partecipato ad un centro estivo non lo dimentichi mai, perché magari è proprio lì che si comincia ad amare questo sport, al di là che poi si diventi degli atleti, sicuramente si diventerà delle persone migliori. Assolutamente. Buonasera a tutti intanto. Scusate l'emozione, ma non capita tutti i giorni da maestro di parlare di fianco alla Coppa Davis. Sì, un'emozione, un'esperienza che ho iniziato nel 2010, uno dei primi a portare un gruppo di ragazzi, e negli anni sostanzialmente
abbiamo fornito questo tipo di situazione, di emozione a tutti i ragazzi, perché dopo una settimana del genere si torna a casa sicuramente migliori. Io come maestro e spero anche i ragazzi come uomini in futuro, come maestri, oppure come semplici appassionati, perché non tutti ovviamente possono diventare dei campioni, come abbiamo detto, quindi l'obiettivo è far giocare e divertire tutti quanti. Assolutamente, grazie mille, Grazie. ancora un applauso. Il quarto premio che andiamo ad assegnare quest'oggi è relativo al numero di tesserati e il circolo con il maggior numero di tesserati FITP è il Tennis Comunali Vicenza. Ritira il premio il presidente del circolo Enrico Zen. Quando piango anche se a volte mi nascondo, non mi sogno di tagliarmi le vene. E premia il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Di nuovo sotto un Ben trovato, complimenti. Mi piace quando piango anche se poi caressa il mondo. È imponente, è imponente. Ecco qui il premio. Foto di rito. Lo intervistiamo, assolutamente lo intervistiamo. Beh, questo è un premio importante, un riconoscimento importante che ci dice dello stato di salute di tutto il movimento veneto e poi più in generale di tutto il movimento italiano. Beh, intanto, diciamo così, ovviamente sono anche emozionato come tutti gli altri presidenti e non ti invidio per tutta la sera che tu sei stata qua sotto tutte queste luci. Però, al di là di questo, emozionato di essere qua e l'emozione che ci sta facendo vivere il tennis italiano in questo momento. Se sono qui ovviamente come tutti devo ringraziare tutto il mio staff per il costante e quotidiano lavoro che portiamo avanti all'interno del circolo, che mi fa prendere questo premio di cui sicuramente sono orgoglioso e onorato di prenderlo dal presidente Angelo Binaghi. Spero anche che questo sia, diciamo così, non sia la fine, ma sia il prologo per altri e magari più grandi successi. Grazie. Grazie a lei, grazie Presidente, prego. Bene, le premiazioni però non sono affatto finite. Dobbiamo adesso concentrarci sulle scuole tennis e per farlo però vorrei che ritornasse qui sul palco Mariano Scottone, il Presidente del Comitato Regionale Veneto. Mariano, lo abbiamo accennato, no? Il futuro di questo sport passa attraverso le scuole tennis, ma per certi versi passa attraverso le scuole tennis anche il futuro della società, per avere questi uomini e queste donne che hanno imparato i valori importanti dello sport, proprio in quel misurarsi con se stessi, nel ritrovarsi magari soli su un campo da tennis e poi nel confrontarsi con la squadra che hanno alle spalle, con la squadra che hanno fuori. Perché facendo sport poi i ragazzi diventano anche degli ottimi cittadini. Assolutamente sì, e questo è il valore sociale dello sport, penso Mariano. E allora vogliamo qui premiare i circoli veneti, le cui scuole tennis si sono particolarmente distinte nelle 4 tipologie di scuole presenti qui in Veneto. E allora, scopriamo insieme chi sono i vincitori? Come se era d'estate, che ti lasciano il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto bello sbagliare, niente verità. Per la tipologia Basic School, il GAM Verona ritira il premio il responsabile della scuola tennis Davide Facchin. Per la tipologia Club School, il Tennis Club Venezia ritira il premio il presidente Enrico Zanetti. Per la tipologia Standard School, la società Tennis Bassano ritira il premio il presidente Marco Fioravanzo. Per quanto riguarda la Top School, CS Plebiscito, patron del club Gianfranco Barbiero. Mentre qua vedete i meravigliosi 8 bambini vincitori della fase regionale della Coppa delle Province, rappresentativa di Vicenza. C'è un po' di confusione sul palco, ma è anche bello così, no? E questa è tutta una festa, quindi prego per favore tutti i presidenti di Rence. Avevo detto che mi serviva l'ausilio di Mariano, Prego.
con le foto. Bambini, siete meravigliosi, lo sapete? Vi piace giocare a tennis? Vi piace, sì. Prego. Foto di rito, giustamente. Ecco qua. Basta restare in silenzio e non ho più voglia di andarmene via. Belli, vedete tutti qua vicini, così facciamo tutti una foto tutti insieme e vi prendete questo applauso. Bambini, andate pure lì davanti. Andate. Bellissimi, un grande applauso, complimenti, grazie. Mariano, non fuggire. Mariano, non fuggire. Vieni qua, ti ridò anche il microfono. Intanto salutiamo tutti questi meravigliosi bambini e gli facciamo un altro applauso. Complimenti, bravissimi. Bravi bambini. Di qua, andate pure di qua. Prego. Lo so che è bello rimanere qua sul palco, però tra pochi minuti sarà tutto vostro. E questa è la bellezza della gioventù. No, Mariano, rimani con me perché ora siamo veramente arrivati alla fine, però penso che sia doveroso chiamare qui sul palco tutti i componenti del Comitato Regionale Veneto e i delegati provinciali del Consiglio regionale. Tutti su. Mariano, no? La forza di questa federazione è il voler lavorare incessantemente. Però ogni tanto si può anche prendere un applauso e penso che questa possa essere una buona occasione. Prego, venite tutti qua. Prego. Venite tutti qua pronti per il gran finale. Intanto, mentre salite tutti quanti, vi ricordo ancora una volta che ognuno di voi potrà fare tra poco una foto con la Coppa Davis. Buonasera, prego. E che per quanto riguarda i premi relativi ai risultati delle gare delle competizioni a squadre regionali degli ultimi 7 anni saranno consegnati al desk all'entrata proprio dai consiglieri e dai delegati provinciali. E allora io mi metto qui in mezzo a tutti voi per cogliere l'occasione per ringraziare tutto questo meraviglioso pubblico che oggi è stato qui con noi, per augurarvi buon lavoro e infine viva il tennis e viva la vita, che poi per i più romantici le due cose spesso coincidono. Grazie a tutti. Grazie ancora. Ora tutti a fare le foto, a ritirare i premi e poi le foto. Next the walls were closed on me and I
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become.